Impianti elettrici, condizionatori, elettrodomestici, impianti idraulici e fotovoltaici. Tutti noi abbiamo a che fare con le figure professionali che si occupano di questo, ma spesso non sappiamo che dietro le quinte c'è un mondo di burocrazia, di formazione, di aggiornamento e anche di tasse. La CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, ha già delle aspettative dal nuovo governo per le piccole imprese, a partire dal blocco dell'articolo 10 del decreto crescita. L'articolo 10 parla dello sconto in fattura. È impensabile che per un'azienda artigiana già deve pagare l'8% alla fonte quando fa un lavoro di riqualificazione energetica o di ristrutturazione energetica, doversi accollare il 50% di detrazione fiscale del cliente. Gli artigiani, insomma, piccole aziende con 1, 2, 5 persone, non sono in grado di assorbire questo peso, già devono lavorare da gennaio ad agosto solo per pagare le tasse, secondo uno studio della CNA. Le tasse, un artigiano, siamo intorno al 60%. Questo vuol dire far morire gli artigiani, far morire le vere persone che tutti i giorni lavorano con coscienza, con serietà e professionalità. Intanto la tecnologia si evolve, così come le normative. Vediamo la compilazione del nuovo registro F-Gas, la nuova banca dati digitale all'interno della quale noi dovremo inserire tutte le vendite e l'installazione dei nuovi impianti di condizionamento. E si va dai sistemi di ricarica dei veicoli elettrici e ibridi fino agli impianti fotovoltaici, novità green che guardano al futuro. L'impianto fotovoltaico conviene anche perché appunto andiamo a risparmiare energia elettrica, andiamo a produrre energia elettrica pulita. Un esempio, le caldaie. Nel futuro ci saranno e ci sono già caldaie ibride per un miglioramento della classe di efficienza energetica e l'aumento del valore dell'immobile e degli edifici. Il futuro invece prevede sistemi ibridi dove la pompa di calore lavora insieme con la caldaia, quindi l'elettricità come fonte primaria e il gas come alternativa.